Amici bellini, è il 1° luglio e sapete cosa significa questo? Che devo pagare l'affitto, e questa è la prima cosa. No, significa anche che molti giocatori sono svincolati e che si può aggredire il mercato, e ci sono però delle dichiarazioni, quelle un po' di Lautaro, dobbiamo parlarne, dobbiamo accennarne, e dichiarazioni di Di Vaio da casa Bologna molto importanti. Cominciamo. Perché poi una cosa è fare delle ipotesi sui rumors, sugli esperti di mercato, una cosa è ascoltare le voci dei diretti interessati, che poi possono mentire perché il calcio è bugia e lo sappiamo. Benvenuto Michele Di Donna, benvenuti a tutti i nuovi iscritti, benvenuti ai nuovi abbonati. E lasciatemelo dire, insomma, chi è anche abbonato, che ha le emoji, tutte le cose speciali su YouTube, stando nel gruppo Telegram dedicato, le cose si vengono a sapere un poco prima. Devo dirvi la verità, insomma, non ci perdiamo niente, ci divertiamo anche a commentare quelle che sono partite che non possono finire sul canale come video, perché potevo mai fare un video alle 40 di notte per l'Alilal, ma si collega tutto, riusciamo a collegare tutto, perché il mondiale per club sta scatenando una serie di cose. Oggi stasera gioca la Juve, ma ne parliamo con calma. Ci spostiamo e questo dopo. Ricorda questo adesso. Ricordate che con i vostri like mi aiutate a pagare la magia di YouTube. I like per voi sono gratis, a me aiutano a pagare anche l'affitto. Noah Lang con Neres, questo viene direttamente dal gruppo Telegram, l'amico Trattino mi ha girato. Avevo visto un'altra foto dove si abbracciavano, non avevo visto questa foto qua, quando Neres era al Benfica, quando Lang era al Bruges, i driblomani che si sfidavano a colpi di tecnica e di scatti e di cose belle, che speriamo possiamo vedere l'anno prossimo insieme, magari alternarsi, perché avranno più o meno le stesse caratteristiche. Speriamo bene. Ma la storia del giorno, o meglio della notte, è questa qua, perché dopo l'eliminazione pesante, direi pesante, cocente, da parte dell'Inter, ai danni dell'Inter da parte del il Valerio Fluminense, Lautaro ha sparato a zero su Çalhanoğlu senza fare il suo nome, ma ascoltiamo le sue parole, perché da lì tiriamo delle conclusioni e poi parliamo di Di Vaio, che ha parlato di Beukema e di Ndoye, ed è importante. Via! Il messaggio è chiaro: chi vuole stare a continuare a lottare per questo importante deve restare, chi non vuole arrivederci. Mi capirai, perché dobbiamo dare delle risposte ai tifosi dell'Inter. Non ti chiedo i nomi, però ti chiedo se ti riferisci non solo a cose di campo ma anche fuori. Tutto in generale. Tutto in generale, chi vuole aiutare, chi vuole restare, noi abbiamo portato l'Inter a un certo livello. Devo dire che guardando la partita mi è sembrato Lautaro, specialmente nel finale, cercare di fare qualcosa in più a livello tattico. È ancora presto ovviamente per giudicare Chivu, che ha un mal di testa così in questo momento, però mi è sembrata, e prendetela con le pinzette, una squadra normalizzata, perché quelli che erano degli automatismi, delle cose stabilite da parte dell'Inter di Inzaghi, non sono sicuro di vederli ancora, anche perché onestamente per fare quel tipo di calcio devi stare a 1000 anche fisicamente, ed è chiaro ed è evidente che questa squadra è arrivata al limite. Devono andare in vacanza tutti, non si può continuare, è anche inumano chiedere di continuare a fare un certo tipo di calcio a certe temperature. Allegri con una partita weekend può vincere lo scudetto? Ma guardate, non è che la regola del Napoli, non è che il Napoli l'anno scorso ha vinto lo scudetto perché giocava una partita a settimana. No, il Napoli ha vinto lo scudetto perché non aveva gli impegni e le coppe, ma anche una squadra molto forte, quindi io lo capisco onestamente, però si trovano di fronte a una situazione dove questo era il finale della stagione, non è l'inizio della nuova stagione. Devono staccare, e quindi
c'è il discorso di alcuni giocatori che hanno mollato, tra virgolette, per infortuni, per qualche noia, hanno lasciato il ritiro americano, e uno di questi è proprio il Çalhanoğlu che è al centro di una serie di rumors di mercato che riguardano il Galatasaray. Ovviamente il turco che torna in Turchia, poi lo leghiamo anche ad Osimhen, li possiamo legare tutto a tutto, è bellissimo. Quindi stoccata di Lautaro, che però non fa nome, dichiarazioni che probabilmente ai tifosi possono far piacere, il capitano che chiama la squadra a essere tutta unita, a lottare tutti insieme, la famosa frase, no? Chi non vuole fare l'asta alla porta, lo accompagna in queste dichiarazioni Marotta. Un giocatore, quando manifesterà l'intenzione di andare via, assolutamente la porta sarà spalancata. Io dico che l'intervento di Lautaro, fatto anche a caldo, è molto emozionante e significativo di quello che è il ruolo del capitano, che deve comunque coordinare una volontà da parte della squadra di dare sempre il massimo e soprattutto perseguire quello che è un valore importante, che è il senso di appartenenza. Ma sono cose che io personalmente ho sempre ribadito, e dico sempre che un giocatore, quando manifesterà l'intenzione di andare via, assolutamente la porta sarà spalancata. Chiaramente questo discorso tra le righe, ma lo dico io esplicitamente, è riferito a Çalhanoğlu, ma non, ripeto, anche da questo punto di vista non dobbiamo mettere la croce addosso a Çalhanoğlu. Con lui non abbiamo ancora parlato in modo esplicito, lo faremo sicuramente nelle prossime settimane. E ripeto, se ci sarà da affrontare una discussione che porterà a un fatto di scegliere due strade diverse, con molta tranquillità lo faremo. Non ci sono per adesso i presupposti, lui si riferiva probabilmente a questo, al fatto di avere sempre dei compagni che possono dare il massimo, perché credo che questo sia l'ABC del calcio, soprattutto quando, come il calcio, lo sport è uno sport non singolo ma di squadra. Allora, di solito uno guarda Marotta e pensa, vabbè, l'esperienza del grande dirigente che insomma dove va sistema tutto, eccetera eccetera. A me questa uscita a gamba tesa onestamente non mi sembra un'idea geniale. Io capisco il voler forse anche togliere la responsabilità a Lautaro, che scoperchia il famoso vaso di Pandora, perché ovviamente si viene da quelle problematiche, dal finale che è stato drammatico per loro. È come se si trovasse anche un capro espiatorio, il famoso capro, però facendo il nome così è come se lui volesse, credo io, è come se lui volesse circoscrivere il problema ad un nome soltanto, no? Per non fare in modo che le parole in generale, ognuno poi dice secondo me si riferisce a quello, secondo me si pensa anche a Frattesi, magari si riferisce ad altri che sono tornati, che erano mezzi infortunati ma che volevano iniziare le vacanze, quindi voleva forse circoscrivere a questo. Secondo me a questo punto la trattativa con Galatasaray si farà e si cercherà un accordo, magari per farci anche qualcosina di soldi, di un giocatore che ha dato quello che ha dato, probabilmente è in declino, e quindi cercano di portarlo fuori dallo spogliatoio in maniera organica. Però questo comunque scoperchia una problematica che l'Inter deve sicuramente risolvere, e secondo me, e lo dico con la massima umiltà, secondo me tutto questo toglie un pochino di credibilità a Chivu, perché queste cose o le gestisci nel chiuso dello spogliatoio, uno lo può immaginare ma non lo vieni a sapere, e lì magari un allenatore forse più esperto, se sente, lo devi avvertire prima che c'è questo tipo di problematiche, ti prendi il capitano e dici mi raccomando non dire queste cose, oppure se sono d'accordo dille in un certo modo. Non mi è sembrata un'idea geniale, onestamente. Oltretutto, ovviamente, risposta della moglie di Çalhanoğlu, spesso le partner ogni tanto vanno sui social a difesa dei propri compagni, e alcune persone non ti sono davvero leali, sono leali al bisogno che hanno di te. Quando quel bisogno cambia anche la loro realtà, ma in realtà Lautaro ha detto proprio che aveva bisogno perché quello si traspare. Non rimpiangere di avere un cuore buono, Hakan, tutte le cose buone tornano e si moltiplicano. Le parole della compagna di Çalhanoğlu non le commentiamo perché
non mi sembra il caso, ma non poteva mancare anche la risposta del turco. Rispetto ogni opinione, anche quella di un compagno, anche quella del presidente. Non lo chiama capitano, è un dettaglio, ma secondo me è importante. Ma il rispetto non può essere a senso unico, l'ho sempre dimostrato dentro e fuori dal campo, e credo che nel calcio come nella vita la vera forza stia proprio nel sapersi rispettare, soprattutto nei momenti più delicati. Non ho mai tradito questa maglia, non ho mai detto di non essere felice all'Inter, in passato ho ricevuto offerte, lo fanno spesso i giocatori, io potevo andarmene prima, non me ne sono andato. Ho scelto di restare perché so cosa rappresenta per me questa maglia e pensavo che le mie scelte parlassero da sole. Ho avuto l'onore di essere il capitano della mia nazionale e lì ho imparato che il vero leader è quello che resta accanto ai suoi compagni, non quello che cerca un colpevole quando è più facile farlo. Sono contro accuse molto gravi al capitano. Amo questo sport, amo questo club e amo questi colori, per cui ogni giorno ho dato tutto. Il futuro lo vedremo, ma la storia ricorderà sempre chi è rimasto in piedi, non chi ha alzato più la voce. Una bella frase fatta. Dopo l'infortunio nella finale, non lo so se questo viene prima o dopo, ma comunque nella finale di Champions League abbiamo comunque deciso che partissi con la squadra per gli Stati Uniti. Essere lì anche senza poter scendere in campo è stato importante per me, volevo stare vicino al gruppo, dare il mio supporto. Purtroppo durante un allenamento negli USA ho riportato un altro infortunio in una zona diversa, la diagnosi è stata chiara, uno strappo muscolare. Per questo non ho potuto giocare in questa competizione, non c'è altro, nessun retroscena. Ieri abbiamo perso e fa male, l'ho vissuta con tristezza, non solo da calciatore ma da persona che tiene davvero tanto a questa squadra, davvero, non tanto, a questa squadra. Nonostante l'infortunio, subito dopo il fischio finale ho chiamato alcuni compagni, qualcuno l'ha chiamato, per far sentire il mio sostegno, perché quando ci tieni è quello che fai. Chiami alcuni compagni. Quello che mi ha colpito di più però sono state le parole arrivate dopo, parole dure, parole che dividono, non uniscono. In tutta la mia carriera non ho mai cercato scuse, mi sono sempre preso le mie responsabilità, ho giocato anche con il dolore e nei momenti difficili ho sempre cercato di essere un punto di riferimento, non a parole ma con i fatti. Eh sì, forse quella era la prima parte. E insomma, abbastanza grave quello che sta succedendo. La botta l'hanno presa e io avevo pensato, insomma, si sono risparmiati una brutta figura probabile con il City, no? Il City che aveva dato 5 sveglie alla Juventus. Nella logica delle cose l'Inter batte il Fluminense, che è una squadra tosta, che gioca a pallone, che però insomma c'ha gente di 45 anni in squadra, il portiere Thiago Silva o nonni Thiago Silva, eccetera eccetera, il Cano e Hercules, il famoso Hercules. La botta l'hanno presa, però anche il City, e secondo me questo raddoppia la botta, perché il City cade sotto i colpi dell'Al-Hilal di Simone Inzaghi, che è quello che il primo ha spalancato la porta e se n'è scappato alla ricerca di nuovi stimoli, insomma, lo sappiamo, no? Però quella squadra non è male e Simone Inzaghi sarà la sua naturale propensione a vincere gli scontri diretti nelle coppe, perché è uno specialista di questo. Insomma, il City ha giocato, il City ha attaccato, 3 gol li ha fatti ma ne ha subiti 4 e uno lo ha subito da Koulibaly e non è stato male esultare a quel gol. Di conseguenza il City non era ingiocabile come hanno affermato quelli della Juventus, ma era giocabile perché l'Al-Hilal ha dimostrato di potercela fare. Tutte le partite sono diverse, intanto passano loro e affronteranno loro. Si sono scampati, ecco, non il City, ma si sono scampati Inter contro Simone Inzaghi, che poteva essere un altro dramma sportivo senza precedenti. Quindi io potevo legare tutto questo con De Bruyne, che ha finalmente aggiornato, perché il 1 luglio ha aggiornato la sua bio, ed è un giocatore del Napoli, ed è una cosa bellissima, che però stava al City, il City senza De Bruyne perde, esce, e però l'Inter non li affronta, perché Simone Inzaghi 5 competizioni, 0 titoli, quindi 5-0, Barcola. Questo è il mio nuovo modo, è come dire et voilà,
barcolà, si può dire così. In chiusura è un video bello lungo, ma ve lo potete godere anche in 2 giorni, ve lo staccate e ve lo riprendete domani. Qua era per rispondere a un amico che aveva scritto: ma che bella la tua maglia, e l'ho disegnata io, proprio di mio pugno, l'ho disegnata. Su fluido.net, se non trovate maglie che vi piacciono, mi potete scrivere in privato, ve la disegno io come la volete. Kevin, dobbiamo vedere se prende il 17 o se prende il 14. Io sono pronto, ve la disegno io e ve la metto online, mi scrivete in privato. Serve un video sulle liste, secondo me, perché non è detto che Beukema e Ndoye siano così vicini, perché ha parlato di Vaio. Ascoltiamo insieme. Sembra quasi che sai, poco. Allora, Scicoli caldi sono tanti, sono entrati in uscita Ndoye e Beukema, cosa c'è di nuovo, quanto sono realmente vicini al Napoli? Non c'è niente di nuovo, non sono vicini al Napoli, sono giocatori nostri e quindi sappiamo dell'interessamento perché abbiamo parlato con il Napoli soprattutto per Beukema perché per Ndoye. Ora siamo lontani dalle nostre valutazioni, quindi noi andiamo avanti con la nostra programmazione di rafforzare la squadra, di pensare di continuare con i ragazzi e fra 10 giorni inizia il ritiro, quindi se non ci sono colpi di scena ci aspettiamo di ritrovarli. Insomma, lui dice più di Beukema che Ndoye, perché evidentemente il Napoli i sondaggi più pesanti li ha fatti per Beukema più che per Ndoye, e questa già è una notizia. Poi il fatto che dice sono lontani, nel senso che tra domanda e offerta c'è una bella differenza, questo ci deve far riflettere. Ripeto l'assunto iniziale, che gli esperti di mercato sono stati un po' veloci nel dire fatta è fatta su tutti, ci ripetono gli stessi nomi tutti i giorni, ogni minuto, nuovi avvicinamenti, nuovi contatti, SSC, sondaggi, ci dicono queste cose e noi pensiamo che stiamo là per fare, ma non è detto che lo stiamo per fare, e se la distanza tra domande e offerte è ancora ampia, probabilmente ci fionderemo su altri profili. Dobbiamo essere pronti a cambiare completamente. Quello che sappiamo è che ci servono 2 portieri, perché in questo momento Contini è senza squadra, svincolato, anche Turi risulta svincolato, cosa stranissima. Ci saranno i ritorni di Ambrosino, di Vergara e di altri insieme a quelli che conosciamo, cioè Cajuste, Foloruscio. Io su Foloruscio devo fare una riflessione, ma ci arriviamo. Gaetano è andato, Rafa Marin è andato, Caprile è andato, quindi ci servono 2 portieri, bisogna trovare il modo di mettere 2 portieri. Qua sta la formazione: Meret XX, Di Lorenzo, Mazzocchi in questo momento, interessamento del Sassuolo, Rachmani, Marianucci o un altro per fare buongiorno Marianucci, Juan Jesus col secondo, diciamo il quinto della difesa. Olivera, Spinazzola non se ne parla, quindi li confermiamo. Anghissà X, serve la mezzala lì, Lobotka, Gilmour, McTominay X, perché Asa onestamente non è il caso, Politano, Neres, De Bruyne, Raspadori, Lukaku, Simeone al momento. Quindi questo è il numero di quelli che puoi avere in squadra. Tenetelo presente, che devono uscire Osimhen, deve uscire Khedira, Nunez ovviamente è il posto di Simeone, Lang è il posto di Okafor. In questo momento abbiamo lo spazio per prendere Lang, considerando che ti liberi di Lindstrom, di Foloruscio e di Cajuste, che poi a livello di ruoli stanno al posto di questi qua che conosciamo. Poi se prendi questo qua non ti occupa liste, se prendi questo non ti occupa liste, se prendi Nusa non ti occupa liste, e lo sappiamo bene. Ma non siamo più tanto sicuri né di Beukema, né di Lucca, né di Chiesa, né di Musa, né di Ndoye, né di Sancho, né di Salobà, né di Bonni forse lo possiamo togliere, perché Bonni Inter dovrebbe essere, di Milinkovic-Savic non siamo sicuri, di Suzuki, di Frattesi. Questi sono i nomi che si sono fatti con più insistenza. Come vedete Turi è senza squadra, svincolato, e questi sono i movimenti che succedono oggi, 1 luglio. Arriva Marianucci, arriva Kevin, torna Osimhen, torna Lindstrom, Cajuste, Nathan, Caprile, che poi vanno, torna Foloruscio, Zanoli che il Napoli vuole cercare di utilizzare magari col Bologna o con l'Udinese per far abbassare le pretese, Zerbin ci avrà sempre un po' di mercato, che dire, anche Ambrosino dovrebbe essere
c'è un interessamento forse del Cagliari, poi i vari Cioffi, Sgarbi, Iaccarino, Colisaco, D'Agostino, Mezzoni, li conoscete, li vediamo sempre ogni ritiro e poi se ne va. Questi sono quelli già piazzati e chiudo con questa curiosità. Perché dite voi Luca Ranieri altezza? Perché quando vado a cercare Foloruscio, che è un giocatore che se ci fosse un accordo con Conte, secondo me te lo devi tenere come vice McTominay, secondo me senza alcun dubbio. Sto un attimo sorpreso quando leggo 1,90 perché io non me lo ricordo così alto, praticamente arrivare all'altezza di Rachmani e di McTominay non me lo ricordo così alto onestamente, è un bel ragazzone, ma 1,90 mi sembra esagerato. Questa deve essere stata una furbata della Marat, credo, poi potete ne vado per un'idea, perché chi è che consegna questi dati a Transfer Market? I procuratori, i loro agenti. Non me lo ricordo essere 1,90, ho cercato una fotografia che adesso ho perso, ma voi vi fidate di me, dove lui sta senza stare sulle punte in fotografia con Luca Ranieri, e Luca Ranieri l'altezza è 1,85, lo vedete qua, e se cercate l'altezza di Foloruscio su internet trovate 1,90 finché non trovate le schede di FIFA dove scrivono 1,85. Quindi sono curiosità che io vi lascio così, dove voi potete lasciare ulteriori like magari. E questo è quanto per oggi, senza dimenticare che Insigne e anche Bernardeschi hanno rescisso col Toronto, e Bernardeschi pare che si stia accordando col Bologna. Mancino dovrebbe prendere la zona di Orsolini, però sappiamo che Italiano li utilizza indipendentemente, anche i Mancini li utilizza anche a sinistra, con l'arrivo potrebbe essere pretattica quella di Divai, e si cautelano con l'arrivo di Bernardeschi, che proverà la sua giocata, e magari Ndoye potrebbero abbassare le richieste per Ndoye, perché è un bel giocatore che probabilmente piace a Conte, virgola Mann, virgola De Laurentiis, piace a tutto il Napoli. Però a quelle cifre mi sembra esagerato. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Video bello lungo, mi sono voluto divertire perché le cose di Lautaro bisogna parlarne, bisogna parlare delle nostre competitor, perché il Napoli non fa corsa a sé. Se le nostre competitor stanno in difficoltà, noi dobbiamo, e forse questo è il nostro momento di approfittare di una situazione societaria più logica, più lineare, con meno errori anche comunicativi. Se li fanno gli altri devi stare là, approfittane.